Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Apriamo con una notizia che arriva da Roma. Dal Comitato Tecnico Scientifico sì all'aumento della capienza massima per assistere a sport e spettacoli. Negli stadi e nei luoghi all'aperto il limite può salire al 75%, nei palazzetti e al chiuso al 50%, mentre per cinema, teatri e sale concerti al 100% all'aperto, all'80% al chiuso. Nessuna restrizione per musei, niente di nuovo invece sul fronte delle discoteche e su quello dei concerti, che a oggi devono continuare a essere con il pubblico seduto. A livello generale, sia per lo sport sia per gli spettacoli, tutte le persone presenti devono essere munite di Green Pass. E passiamo ora alle notizie dal territorio. A Varese polemica per la situazione della polizia locale. In un lungo incontro nella sede della Lega con il commissario cittadino Cristiano Angioi Viglio, il segretario provinciale del sindacato sul PL Alex Conte ha denunciato varie criticità. Nell'ultimo anno, ha detto, al comando di Via Sempione sarebbero arrivate 31 domande di mobilità da parte degli agenti e uno dei 7 nuovi assunti ha già mollato. Dall'ottobre dell'anno scorso, inoltre, gli agenti non hanno più un'assicurazione contro terzi. Operiamo senza assicurazione e su mezzi insicuri quando funzionano, ha detto Conte. Alle auto mancano le luci, in alcune non vanno i lampeggianti e in altre le sirene e le gomme sono lisce. Non ci sono soldi per manutenzione e revisione. Questo è quello che ci viene ripetuto. E sempre a Varese, ieri sera è andato in scena l'ultimo consiglio comunale prima delle prossime elezioni amministrative. È stato un onore in questi anni amministrare la città nell'interesse dei cittadini, ha detto il sindaco uscente Davide Galimberti. Un ringraziamento va a tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione e a tutti i componenti della giunta, al segretario Francesco Tramontana e a tutti i funzionari per questo percorso intenso di collaborazione e con qualche difficoltà. Galimberti ha ricordato i tanti candidati nelle liste, oltre 520, simbolo, parole sue, del significativo impegno civico in vista delle prossime elezioni amministrative. E spostiamoci adesso a Legnano. Per gli allagamenti di domenica 19 settembre sono stati segnalati danni alla regione Lombardia per 138.000 euro e ora si spera nei risarcimenti. La cifra complessiva, in base alla scheda inoltrata dal comune, comprende oltre 69.000 euro di danni ai privati, quasi 49.000 euro alle attività produttive commerciali e 20.000 euro alle infrastrutture. L'invio della scheda alla Regione non comporta però l'automatico risarcimento delle somme stimate, ma costituisce la condizione perché possano essere valutate dalla Regione stessa in caso di riconoscimento dello stato di calamità. E chiudiamo con Malpensa. Si è aperto questa mattina l'anno accademico della LIUC. Per la cerimonia di apertura di questo 30° anno dell'Ateneo di Castellanza è stato scelto appunto lo stesso hangar in cui ieri si è svolta l'Assemblea dell'Unione Industriali. Una scelta voluta come simbolo del legame tra università, territorio e tessuto produttivo. Il presidente Riccardo Comerio nel suo discorso iniziale ha subito confermato il ruolo della LIUC come luogo di semina per la costruzione di mentalità aperta al cambiamento, promozione umana e culturale. E questa è l'ultima notizia. L'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre questa sera alle 19. Una buona giornata!